Gloria al Signore, vogliamo accostarci alla parola del Signore, che poi è la parte centrale del nostro culto. Amen. Alleluia. Vogliamo leggere in Matteo, capitolo 15, dal verso 29 fino al verso 39. Matteo capitolo 15 dal verso 29 fino alla fine del capitolo, che è il 39. Comunque ho toccato per pass, sto operato per qualche giorno, che si vede che sta bene. Vogliamo pregare per Bene che benedizione. Gloria al Signore. Vogliamo alzarci in piedi, adesso chiedo solo di ascoltare. Il cuore lodate il Signore, vogliamo aprire il nostro cuore per dire Signore, parla il mio cuore. Alleluia. Matteo capitolo 15 dal verso 29. Inizio la lettura. A Dio sia la lode e la gloria. Amen. Partito di là, Gesù venne presso il mar di Galilea e salito sul monte se ne stava seduto lassù. Egli si avvicinò a una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. Amen. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Amen. Alleluia. E Gesù, chiamati a sé i suoi discepoli, disse: io ho pietà di questa folla, poiché già da 3 giorni sta con me e non ha da mangiare, e non voglio rimandarli digiuni, affinché non vengano meno per via. I discepoli gli dissero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla? E Gesù chiese loro: quanti pani avete? Essi risposero: 7 e pochi pescetti. Allora egli ordinò alla folla di accomodarsi per terra. Poi prese i 7 pani e i pesci, dopo aver reso grazie, li spezzò e li diede ai discepoli, e i discepoli alle folle. Tutti mangiarono e furono saziati, e dei pezzi avanzati si raccolsero 7 panieri pieni. Quelli che avevano mangiato erano 4.000 persone, senza contare le donne e i fanciulli. E Gesù, dopo aver congedato la folla, salì nella barca e andò al paese di Magadania. Amen. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Alleluia. Il brano che abbiamo letto è la seconda moltiplicazione dei pani e dei pesci. Si parla anche di una prima moltiplicazione dei pani e dei pesci al capitolo 14 di Matteo, ma anche gli altri Evangeli parlano di questa moltiplicazione dei pesci. Matteo parla di questa seconda moltiplicazione dei pesci e mi sono chiesto: ma perché dopo una prima moltiplicazione dei pesci c'è stata una seconda moltiplicazione dei pesci? E se poi fate caso, molte cose si ripetono. Cambia qualcosa, il numero dei pani e dei pesci, per esempio. Il numero delle persone. Nella prima moltiplicazione dei pani e dei pesci, Matteo dice che erano 5.000 uomini più le donne e i bambini. Gloria al nome del Signore. Come abbiano fatto a contare non lo so. Avevano forse un suo metodo, non lo so. Però se c'è scritto così, io per fede credo alla parola del Signore. Amen. Nella seconda moltiplicazione il numero cambia, sono 4.000, non contando le donne e i bambini, sempre un gran numero, ma si ripete il miracolo e si ripete anche l'ineguatezza dei discepoli che erano con Gesù.
Come faremo noi a sfamare questa folla? Dove andremo a comprare tanto cibo per sfamare tanta gente? Ma come? Dopo una prima volta che Dio ha provveduto, il Signore ha provveduto, Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, si presenta la stessa situazione. I discepoli dicono: ma dove andremo noi a comprare, provvedere del cibo qua nel deserto per tanta gente? Gloria al Signore. A volte siamo veramente duri. Siete d'accordo? Ma se erano duri i discepoli, che potevano toccare con mano Gesù, che fisicamente era lì con loro, quanto più lo siamo noi, vero? Che crediamo che Gesù è qui anche se non lo vediamo. È vero? Alleluia. Però beato chi crede. Amen? Amen. Beato è chi crede, pur non avendo visto. Amen? Alleluia. Dio ci aiuti ad avere piena fiducia nel Signore. Amen. Alleluia. Vedete, abbiamo letto che Gesù partì, era in una zona dove c'erano popolazioni ostili, cananee, una donna cananea, era di quei luoghi, fece un miracolo prima, poi partì da quel luogo, tornò al Mar di Galilea, salì sul monte, se ne stava lì seduto e si avvicinò una grande folla. Questa grande folla aveva bisogno. Amen? Aveva bisogno, perché questa folla era formata da zoppi, da ciechi, da muti, da storpi, tutti disabili erano. E andarono da Gesù, si presentarono a Gesù e leggiamo, e Gesù li guarì. Amen. Amen. Gloria a Dio. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, ha constatato, ha visto con i propri occhi che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano, e diede gloria a Dio. Amen. Amen. Diede gloria al Dio di Israele. Alleluia. E io questa mattina voglio dare insieme a voi gloria a Dio. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Gloria a Dio. Amen. Alleluia, Signore. Perché ancora oggi i muti possono parlare. Amen. I sordi possono udire. Amen. I ciechi possono recuperare la vista. Gloria a Dio. Non è cambiato nulla. L'unica cosa che è cambiata è la nostra fede. Amen. Quella folla era piena di uomini disabili, sì, ma pieni di fede. Amen. Perché andarono da Gesù. Amen. Alleluia. Vogliamo imparare ad andare da Gesù. Amen. Non devi fare chissà quale sacrificio, devi andare a Gesù. Questo significa che se hai un bisogno, un problema, una difficoltà, una prova da superare, una malattia, devi piegare le ginocchia e chiedere aiuto al Signore, Amen. risuscitato, onnipotente. Amen. 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 E allora sì, anche noi saremo meravigliati. Alleluia, avremo la risposta, perché il Signore premia sempre la fede. Amen. Alleluia, gloria a Dio. Gesù premia anche la costanza, premia anche il perseverare. Amen. Pensate, quella folla, dopo essere stata guarita, tutti erano guariti, per 3 giorni era lì che non voleva lasciare Gesù. Ma questo non ci sa di determinazione, come dire: no, io da qua non mi muovo,
tu mi hai guarito, mi dai tutto, la tua parola è meravigliosa, è il ristoro per me, per il mio cuore, io non me ne andrò da qui. Alleluia. E Gesù si accorge di questo e dice ai suoi discepoli: io ho pietà di questa folla, perché già da 3 giorni è con me, non ha mangiato, forse qualcuno avrà portato qualcosa da mangiare, ma le provviste sono finite. E Gesù sapeva che quella folla aveva bisogno non solo di guarigione, ma aveva anche bisogno di mangiare, aveva fame, E possiamo notare come Gesù guarda non solo i nostri bisogni fisici, amen, bisogni spirituali, ma anche bisogni materiali. Alleluia. Alleluia. E si accorge Gesù, non lascia la folla senza nulla da mangiare, non desidera che tornino a casa digiuni, ma vuole che quella folla stava bene, amen. Amen. Vuole il benessere dei suoi figli, così come vuole il nostro benessere, amen. Amen. Il Signore desidera che quando torniamo a casa nostra, uscendo dalla chiesa, non torniamo a casa digiuni, amen. Amen. Ma vuole darci ancora il suo pane, e credo che questa mattina la sua parola è pane, vero? Amen. Che scende dal cielo, gloria a Dio, amen. Amen. Alleluia. Vedete, il Signore si accorge dei bisogni, si accorge, quella folla era lì da 3 giorni, alleluia. Quanto tempo stiamo con Gesù? Nei nostri bisogni, nei nostri problemi, quanto tempo spendiamo per cercare il Signore? Gloria a Dio. Vogliamo imparare ad essere determinati. Ho un bisogno, ho un problema, io so cosa fare, io so a chi rivolgermi, amen. Questo significa che non devo rimanere rattristato e chiuso in me stesso, sentendomi un disgraziato pieno di problemi, di bisogni. No, Amen. io mi sento un uomo benedetto perché Dio mi ha chiamato a servirlo, amen. Amen. Io so che Dio mi ha benedetto, sento che Gesù è nella mia vita, sono benedetto. Amen. Alleluia, non sono nella confusione, ma so cosa fare, so dove andare, so a chi rivolgermi, amen. Alleluia. E questa persona è Gesù. Amen. Amen. Il luogo dove andare è il luogo della sua dimora, amen. E quel luogo si trova in preghiera, in adorazione, aprendo il cuore al Signore, stando lì, non muovendoci, lì col cuore rotto, amen. Lì mentre piangiamo, gloria al Signore, lì il Signore risponde, amen. Premia la determinazione, premia la fiducia, premia la fede. Gloria al Signore. Alleluia. Quindi vogliamo pregare il Signore. Amen. Amen. Nei bisogni, nei problemi, l'unica soluzione che posso darti è Gesù. L'unico modo per affrontare i problemi è la preghiera. Rivolgiti in preghiera a Cristo Gesù il Signore. Lui ti comprenderà. Amen. Lui saprà come rincuorare il tuo cuore. Amen. Lui farà in modo che non resterai nel dolore interiore, nel turbamento, ma Lui trasformerà il tuo turbamento, la tua paura, il tuo essere spaventato, la tua insicurezza in gioia, in sicurezza, in pace e in serenità. Amen. Amen. Gloria al nome del Signore. Altro aspetto di questo episodio è la lezione per i discepoli. I discepoli dissero: dove potremmo trovare in un luogo deserto tanti pani da saziare così gran folla? E Gesù disse ai discepoli: quanti pani avete? Avete qualcosa? Cosa avete? Ed essi risposero: 7 pani e pochi pesci. E allora ordinò alla folla di accomodarsi per terra.
Poi prende questo poco che avevano i discepoli, rende grazie, che vuol dire? Che prega il Signore, prega il Padre, lo ringrazia per questi 7 pani e per questi pochi pesci. Amen? E lì avviene qualcosa di straordinario. Questi pani, questi pesci aumentano di numero, moltiplicano. Gloria al Signore. Li dà ai suoi discepoli e dice: distribuiteli adesso voi. Gloria a Dio. Cosa ci fa capire questo? Che noi siamo chiamati a dare quello che abbiamo. Amen. Amen. Poco, ma lo dobbiamo dare. Amen. Quello che abbiamo, quello che siamo, dobbiamo metterlo nelle mani di Gesù. Amen. Dobbiamo permettere a Gesù che quel poco che abbiamo, quelle 2 parole che sappiamo dire, si moltiplicano. Amen. Alleluia. Dobbiamo permettere a Gesù che quella poca forza che abbiamo si moltiplichi. Amen. Alleluia, perché il Signore ci ha chiamati a dare Amen. quello che abbiamo ricevuto. Amen. Amen. Gloria al Signore. Poco, cosa posso dare? Quello che hai. Mettilo nelle mani del Signore e vedrai come il Signore moltiplicherà quel poco che hai. Amen. Amen. E sarai, possiamo tra virgolette dire, un cameriere. Prendi il cibo del Signore e lo distribuisci. Che onore. Amen. Amen. Alleluia, essere al servizio del Signore. Non perché possiamo vantarci di qualcosa, vedete, tutto fa il Signore. Amen. Noi siamo strumenti che Egli usa per la sua gloria. Amen. Amen. Alleluia. Alla fine tutti mangiarono. Vedete le preoccupazioni? Come faremo noi, Signore? Nel deserto siamo, non ci sono negozi, supermercati, cettosani, non c'è nessuno, ma niente c'è. Che facciamo? Agadoro, ma no, non c'è niente. Che facciamo? Ma cosa avete? Toh, questo abbiamo. 7 pani, 2 pescioletti. Padre, benedici questo cibo. Fu moltiplicato. Amen. Alleluia. Amen. Alleluia, ora prendetelo e distribuitelo. Gloria al Signore. Tutti mangiarono, furono saziati. Amen. La parola saziato vuol dire soddisfatto. Tutti furono soddisfatti perché il Signore soddisfa. Amen. Amen. Alleluia. Se sei insoddisfatto, vieni a Gesù. Amen. Sarai soddisfatto. Amen. Amen. Sei affamato di giustizia, vieni a Gesù, sarai saziato della sua giustizia. Amen. Alleluia. Ti senti vuoto, mancante di qualcosa? Vieni a Gesù, sarai pieno, sazio, riempito, soddisfatto. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Amen. Dopo aver congedato la folla, il Signore adesso basta, tornate a casa. Vedete, il Signore non vuole sacrifici. Siete d'accordo? Stare dal Signore, alla sua presenza, non è un sacrificio. Riceviamo solo benefici da Lui. Amen. Ma poi il Signore sa quando dire adesso basta, tornate a casa, congeda la folla, adesso tornate a casa. Gloria a Dio. Alleluia. E io credo che ognuno di quelli che erano zoppi, muti, ciechi e così via, di quei disabili, tornò a casa arricchito, non solo con una guarigione, ma anche ha visto in modo concreto come il Signore possa provvedere anche nelle cose materiali di tutti i giorni. Gloria a Dio. Quindi un invito ancora alla serenità. Amen. Affidiamoci a Gesù, serviamo il Signore. Amen. Amen. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, poi tutte le altre cose vi saranno date in più. Amen. Perché preoccuparci? Di che mangeremo? Di che ci vestiremo? E come faremo? E cosa daremo? Serve il Signore, cercalo. Cerca il regno di Dio. Amen.
Cerca Dio, Dio provvederà. Amen. Al monte dell'Eterno sarà provveduto. Alleluia. Dio ha sempre provveduto. Amen. E lo farà ancora oggi. Gesù ha guarito e guarisce ancora oggi e guarirà ancora fino al suo ritorno. Alleluia. Amen. Gloria al nome del Signore. Possiamo ringraziare il Signore. Amen. Amen. C'è qualche bisogno questa mattina? Vuoi che preghiamo per qualcosa, per qualcuno in modo particolare? A me? C'è qualche richiesta? Non c'è richiesta? Vogliamo alzarci in piedi? Morgan, andiamo a pregare per Morgan. Per la mia pazienza. Per la pazienza. Sano. Amen. Una buona richiesta. Alleluia. Vogliamo alzarci